Natale è definitivamente alle spalle, la SmackDown è nel pieno della preparazione in vista della ripresa del campionato. Mercoledì sera i gialloblu hanno affrontato un amichevole ad Oderzo dal risultato fine a se stesso, servita per scaldare i muscoli, per entrare in clima partita dopo la pausa. Il calendario domenica presenta l'ultima giornata del girone d'andata. Al Palamare, con inizio alle ore 18, arriva il Montebelluna, squadra sulla carta non irresistibile per una sfida da vincere in modo obbligato, al fine di presentarsi al Giro di Boa agganciati al treno dei play-off, pronti per affrontare una seconda parte di stagione dove i giochi inevitabilmente si faranno ancora più duri. Assolutamente sì, ieri è stata uno scrimmage, ma diciamo che avevamo più di qualche defezione, quindi ci siamo un po' dovuti arrangiare. Domenica è importantissimo perché in casa nostra finora abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare su questo percorso. Vincere domenica sì, restiamo a contatto con la zona playoff, ma soprattutto restiamo nella zona salvezza e cerchiamo di mettere punti tra noi e quelle dietro di noi. Montebelluna ha 2 punti in meno di noi, se non sbaglio. E purtroppo in questo periodo abbiamo avuto Eric che si è infortunato, anche Paolo deve recuperare un po' di condizione, anche Davide Defendi in questo periodo non si può allenare, quindi sì, dobbiamo recuperare un po' più di qualcuno. È chiaro che domenica poi daremo tutto per portare a casa i 2 punti. Quindi bisogna fare anche di necessità virtù, se vogliamo dire. Assolutamente sì, siamo tutti quanti chiamati a fare qualcosa in più, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e cercare di fare meglio di quanto abbiamo fatto finora, perché chiaramente durante l'anno, il percorso di una stagione, bisogna cercare di migliorare sempre. Che cosa dovrete tirar fuori in più, al di là di far valere il fattore campo? Con queste partite si vincono, soprattutto in casa, si vincono con la difesa. Dobbiamo riuscire a tenerli sotto 65 punti e provare almeno, e di sicuro magari noi più fluidità in attacco e trovare qualche punto di qualche certezza in più. Ecco, hai parlato appunto di guardarvi alle spalle, non erano tutto sommato questi gli obiettivi di inizio stagione? È ancora lunga, non siamo neanche a metà, la classifica è corta, vinci 2-3 partite e sei in zona playoff, ne perdi un paio e ti ritrovi veramente in mezzo ai play-out. È solo questione probabilmente di trovare più sistemi di squadra, un po' più di sistema di squadra, ma col lavoro credo che prima o poi troveremo i nostri equilibri.